Nel Cinquecento la botanica, essendo fonte di materiale terapeutico, era subordinata alla medicina. L'introduzione del metodo sperimentale basato sull'osservazione diretta cambiò molte cose nello studio dei semplici, cioè delle piante utilizzate per le terapie mediche, che fino a quel momento era stato confuso e approssimativo. Ciò avvenne ad opera di Francesco Bonafede, medico e professore presso l'Università di Padova, che ritenne essenziale integrare lo studio sui testi classici con la costruzione di un orto medicinale dove poter studiare dal vero le piante. Gli studi precedenti, infatti, si basavano principalmente sul famoso trattato di Dioscoride, medico greco del I secolo d.C., che solo nelle copie più antiche aveva illustrazioni molto realistiche, mentre quelle posteriori contenevano illustrazioni e disegni stilizzati e poco attendibili. Su molti trattati le descrizioni delle proprietà terapeutiche delle piante non erano esatte e il rischio di confondere una pianta con un'altra era elevato, con frequenti errori in campo medico. Il 29 giugno 1545 il Consiglio dei Pregadi della Serenissima Repubblica di Venezia, accogliendo la richiesta di Bonafede, deliberò l'istituzione di un orto medicinale. L'idea di Bonafede aprì così nuovi orizzonti e contribuì all'affermazione della botanica come scienza.